Bene, complimenti anche a Coldiretti e a Campagna Amica, ma rimanendo in tema di fiere andiamo ad ascoltare la voce dell'assessore Federico Canera, assessore del turismo e dell'agricoltura di Regione del Veneto, che riflette appunto sull'importanza degli eventi fieristici in Veneto. È una regione che si racconta anche attraverso le fiere. Il Veneto, qualità, accoglienza e capacità di valorizzare le eccellenze. Ne è un esempio la Fiera Internazionale dell'Agricoltura di Santa Lucia di Piave. Sì, fortunatamente le fiere in Veneto sono tante, alcune anche di carattere internazionale, come quella di oggi di Santa Lucia, che ha una storia millenaria, e stiamo parlando di usi, costumi, tradizioni del nostro popolo. Qui abbiamo gente veneta, abbiamo italiani che arrivano e abbiamo anche turisti che grazie a questa fiera vedono anche le eccellenze in ambito agricolo, ma non solo, perché questa è una fiera che poi dà la possibilità a molti anche di esporre tipicità del territorio che vanno anche oltre l'aspetto agricolo. Tipicità che sono un vero e proprio volano per la filiera agricola, ma anche per quella turistica, sempre più in crescita infatti il segmento di visitatori che si avvicina alle nostre province proprio per cercare le tipicità alimentari. Io sono soddisfatto nonostante le difficoltà, soprattutto per il settore agricolo che purtroppo a causa dei cambiamenti climatici, gli effetti grandinei che hanno provocato molti danni nel nostro territorio, ha messo un po' in difficoltà i nostri agricoltori. Il turismo invece viaggia molto bene, chiudiamo l'anno molto probabilmente con una crescita rispetto al 2019 che è stato l'anno dei record, anche se stiamo facendo un lavoro molto importante legato più che al numero delle presenze alla qualità del turista che arriva nel nostro territorio. Quindi direi che il binomio è un binomio ottimo, soprattutto legato al tema enogastronomico che valorizza la nostra agricoltura ma permette ai tanti turisti di avere delle eccellenze territoriali.